Bene, noi siamo qui oggi e ci troviamo per affrontare alcuni argomenti che credo che siano proprio di interesse pubblico, soprattutto per i non più giovani, ma credo che anche nel futuro i giovani avranno modo di essere anche loro presi di questi problemi. La nostra giovane età un po' una volta se ne va, e quando se ne va la giovane età spesso sono le malattie che purtroppo si devono affrontare, malattie personali nostre e magari dei nostri cari, perché è tutto una roba. Allora la sanità, come sentiamo spesso dalla media, è un argomento che non è mai completato, c'è sempre qualcosa da dire, qualcosa che va, qualcosa che non va, e sì che tutti quanti cerchiamo di trovare una soluzione che certamente non è facile da trovare, anche perché nell'insieme si deve far fronte alle esigenze e anche ai costi che si sa come sono nella nostra sanità. Ecco, abbiamo invitato e con grande piacere ringrazio l'assessore Landarini e il segretario della quinta presidente della quinta commissione, Sinigaglia, e consigliere regionale, così che diciamo mettere a fuoco meglio la cosa, che sono venuti a presentare questo dibattito. Ecco, io ho messo alcuni argomenti, comunque loro sanno già di cosa si tratta, e sicché non voglio prolungarmi e dare subito la parola loro. Una sola cosa voglio accennare un attimo solo, che la settimana scorsa il nostro concittadino Pecoraro ci ha regalato un libro con gli argomenti della nostra terra, e così ha anche avuto modo di fare una dedica a Battistei, e rimarrà qui nella biblioteca. Chi avrà piacere di leggerlo faccia una ricerca e sarà. Ecco, passo la parola alla signora Giovanni o alla Maria, non so, ecco, do la Maria che è la presidente della nostra zona dell'Alta Padovana, e poi si completerà il giro. Grazie. Buongiorno, mi chiamo Maria Zorzi, responsabile pensionati CIA zona Cittadella. Ancora un'altra volta un'ennesima assemblea sulla sanità nella nostra zona del cittadellese. Lo sottolineo perché dopo, man mano che vado avanti, capirete il perché. Non siamo nuovi a queste assemblee. Allora, il primo punto, c'è un argomento nuovo, stessi problemi insoluti, novità sul sociale. Il punto A, argomento nuovo è: la nostra USL sarà chiamata USL 5 Euganea, non più USL 15, con sede a Padova, direttore generale il dottor Scibetta. Punto 2, stessi problemi, forse qualcuno in più. 1. Tempi improponibili nelle liste di attesa. 2. Ore di ambulatorio dei medici di base insufficienti. 3. Ospedali di comunità ancora non ci sono. 4. Non è stata realizzata nell'Alta Padovana la medicina di gruppo integrata, tranne Carmignano. Nell'Alta Padovana niente. Punto C. Il sociale, cioè cosa cambierà e come riguardo i servizi sociosanitari, conferenze dei sindaci, a chi le competenze per i piani di zona, a chi le competenze per il bilancio del sociale. Domanda: il sociale è scorporato dalla sanità? Spiego meglio. Il punto. Allora, ho detto il numero 1, cioè spiego i vari punti per cui ci sono problemi nella sanità. Liste di attesa per visite specialistiche ed esami strumentali. L'ordine di scuderia per i medici di famiglia è mettere sulle ricette il codice di priorità, in modo che siano rispettati i tempi. Infatti i tempi sono rispettati. Come? Mettendo una priorità talvolta, anzi spesso, inaccettabile. Esempio il codice P. Si abusa del codice P, cioè codice possibile 6 mesi, 2 anni. Allora cosa si fa? Si va in privato. Già.
La salute è un'altra cosa. I soldi bisogna trovarli. Domanda: per caso si vuole spingere a ridurre la sanità pubblica a favore della sanità privata? Chiedo. Numero 2. Le ore di ambulatorio dei nostri medici di famiglia sono 15 alla settimana. È chiaro che non bastano. Perché? Perché ogni piccola necessità con l'ambulatorio chiuso si deve andare al pronto soccorso, anche per cose che si potrebbero risolvere sul territorio. Numero 3. Ospedali di comunità. Da noi non ci sono affatto. Cosa sono gli ospedali di comunità? Sono delle strutture destinate ad accogliere e assistere chi viene dimesso a breve dall'ospedale, dopo magari un intervento, finché non sia in grado di rientrare in casa. Esempio, dal 2013 a Sandrigo sono nati i NAIS. Cosa sono i NAIS? Sono nuclei assistenziali intermedi fra l'ospedale e la famiglia. Noi lo abbiamo detto al direttore generale, ex direttore generale Benazzi: perché non facciamo i NAIS anche noi? Cioè questi nuclei assistenziali intermedi fra ospedale e famiglia. Ma noi vogliamo fare di meglio. Questo di meglio non so dove sia, perché non c'è. Numero 4. Medicina di gruppo integrata nell'Alta Padovana. Che cos'è? Questo argomento è il centro un po' del nostro incontro di oggi. Medicina integrata, cioè che il medico di base lavora e collabora con altre figure professionali. A che serve? Per evitare di andare al pronto soccorso per piccole urgenze quando il nostro ambulatorio di famiglia è chiuso. Come funziona? È un centro medico dove operano più medici di famiglia di più comuni limitrofi che si trovano nella stessa zona. È aperto tutti i giorni feriali, 12 ore, il sabato 2 ore. L'ambulatorio del proprio medico che è in periferia rimane aperto le solite ore, non è che si chiudano gli ambulatori di periferia. I medici sono affiancati da personale di segreteria e di infermieristica. C'è il call center in collegamento con l'ospedale e da lì si può avere, senza andare presso gli uffici dell'ospedale, si possono avere 1000 informazioni tramite appunto questo centro, e in più si possono fare gli appuntamenti per visite specialistiche. C'è una guardia medica competente, sottolineo competente, con 2 medici. Ci possono essere alcuni specialisti man mano che vengono chiesti. Poi c'è l'assistente sociale per tutto quello che è il paramedico. Per esempio, io ho bisogno di una carrozzina, la chiedo stamattina, in alcuni centri alla sera ce l'ho a casa. La cartella clinica l'aspetto 2 mesi, con il centro 3 giorni ho le cartelle cliniche e via dicendo. Con questa organizzazione i tempi per qualsiasi necessità sono molto brevi. Secondo, se si risolvono sul territorio alcune urgenze piccole, non si va ad ingolfare il pronto soccorso. Al centro si possono trovare risposte di aiuto urgente. Prima si va al centro e dopo saranno i medici a dire vai al pronto soccorso. Riflessioni sul tema. Nel piano sociosanitario 2012-2016, che sta per finire, erano previsti in bilancio i soldi per la medicina di gruppo integrata, non quella semplice, cioè i medici si mettono associati insieme e basta,
Quando si dice integrata vuol dire che ci sono gli infermieri, piccola chirurgia e tutto l'assistente sociale, il call center, c'è tutto un insieme, per questo si dice integrata. Tanto è vero che abbiamo letto la bozza di contratto di esercizio, cioè quanti soldi avrebbero preso i medici per questo, questo e questo, al di là dello stipendio, per surplus di lavoro da fare in questo centro. Era già scritto su carta. Domanda: perché non è stato fatto? Se c'era già un contratto di esercizio con i medici, perché non siamo andati avanti? Colpa di chi? Del territorio? Delle amministrazioni comunali? Dei medici? O di chi? Bisogna farsi queste domande, no? Noi, pensionati della CIA, abbiamo fatto proposte concrete sul territorio. Abbiamo fatto 5 assemblee pubbliche sull'Alta Padovana, 3 nella Bassa, con un afflusso di pubblico enorme. Incontri privati col direttore generale, col direttore sanitario, abbiamo coinvolto il CUBLA, che è un'associazione di 8 associazioni di autonomi. Ci siamo seduti ai tavoli. Il consigliere Sinigallia ci ha anche fatto aprire delle porte con i potenti del territorio, con la regia della Giovanna Gazzetta. È stato fatto l'impossibile, è stata lei la prima a farci conoscere le UTAP nel 2007, Tiene, Malo, Arzignano, USL 4 di Vicenza. Non è Rosà che è pilota nel Veneto, no. Non è Rosà, pilota del Veneto. Niente si è realizzato né sul territorio per la medicina integrata, né sulle liste di attesa, né sulla prevenzione. Un nota bene. A conclusione noi abbiamo capito una cosa: sono mancate le sinergie fra i vari enti pubblici, cioè i vari enti pubblici non lavorano insieme in concordanza. C'è un rimpallo di responsabilità. Il comune dice che è colpa dei medici, i medici dicono che è colpa del comune e il blom 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 blom. E il pallone continua ad andare di qua e di là. Questo è quello che abbiamo capito noi e vissuto sulla nostra pelle, perché noi abbiamo un amaro in bocca su questo profilo. Lavorare 8 anni e trovarci ancora sempre da capo è dura, perché andare sempre col cappello in mano è dura. Cioè, qui ci aspettiamo anche delle spiegazioni dei politici, dato che ci sono qui presenti. Ecco, Rosà, perché Rosà ha attuato la medicina integrata? Perché il sindaco e i medici insieme hanno creduto al progetto. Tutto qua, hanno creduto al progetto. Non sarà più difficile, Passo le domande, io ho chiuso, adesso passo le domande. Scrivetemi pure le domande. Faccio un applauso. Allora, all'inizio metto una domanda. Gli ospedali di Cittadella e Campo San Piero resteranno nella nuova US 15 Euranea? Sì. Poi, chi mette in comunicazione ospedale e territorio nel nuovo piano sociosanitario? Non trovo cenno alla medicina integrata sul territorio. Domanda: sparisce questo obiettivo? Un'altra: quale beneficio per un cittadino con il CUP regionale?
e questa è un'osservazione mia, prendetela con le pinze, forse prenotando a Belluno ci accorciamo i tempi di attesa? Domanda. No, visto che dobbiamo andare con il CUP regionale, Belluno è nel Veneto, giusto? Un'altra, stiamo andando verso una sanità privata? Noi vogliamo una sanità pubblica. Un'altra, se in un territorio ci sono medici e o amministrazioni comunali distratti o sordi, magari ostili al progetto di medicina di gruppo integrata, non a caso ho messo la parola ostili, e lo dico a ragion veduta, chiediamo oggi come assemblea qui dei Battistei, chiediamo perché la regione non fa obbligo di attuarla come ha fatto per legge l'assessore regionale Martini nel 2008. Obbligo, se no non realizziamo mai niente. Oppure ci si accontenta a lasciare tutto alla mercé o alla bontà dei medici, non alla coscienza, alla bontà dei medici e delle amministrazioni comunali? Perché qui questa è la realtà. Per ultimo, non che sia meno importante, questa riforma quali effetti avrà sull'architettura del sociale? E ho finito. Non abbiate a male la mia osservazione, per favore gradirei risposte circostanziate. Brava! Queste sono le domande. Bene, adesso ci sarà data risposta. Do il microfono un attimo al signor Sindaco che ha avuto la cortesia di credenziare. Grazie. Sì, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti, scusate il ritardo, purtroppo per me il venerdì è giornata di lavoro e quindi sono riuscito a togliermi una mezz'oretta per passare a salutarvi, però signore, io faccio il politico e mi mantengo lavorando, quindi io riesco sia a fare il sindaco sia a lavorare, ho il mio lavoro che mi dà lo stipendio, quindi io cerco di tagliarmi il tempo, quindi io penso apprezziate che mi siete venerdì di lavoro, sono uscito dal lavoro per venirvi a salutare, altrimenti potevo continuare a fare quello che mi dà la pagnotta. Io non faccio i politici di professione, grazie, giusto per essere chiari. Allora, scusate, volevo dirvi due cose sulla riforma sanitaria da sindaco di Cittadella, e se io non so se voi siete del territorio o se arrivate anche da fuori ULSS. Per noi questa riforma è una riforma importante e se ne sente parlare molto negativamente, ma stranamente noi la vediamo in maniera positiva. Innanzitutto sottolineiamo che chi ne parla negativamente di questa riforma è la stessa parte che alle elezioni regionali di un anno e mezzo fa comunque voleva fare questa riforma. Quindi l'unico punto in comune che avevano i candidati in Regione del Veneto era quello di ridurre il numero delle ULSS in Veneto. L'unico punto in comune. Quindi attenzione quando sentite, adesso io parlo un po' più per Cittadella perché c'era un volantino che girava in questi giorni sull'ULSS, attenzione quando sentite dire le ULSS che vengono accorpate eccetera eccetera, perché l'unico punto in comune che avevano i due candidati alla regione, come presidente di regioni, era la riduzione del numero delle ULSS in Veneto, 7, 8, 9, questi erano i numeri che giravano. Quindi chi viene a raccontarmi che questa riforma che è stata fatta di accorpamento, una riforma negativa che aveva lo stesso che voleva farla, primo punto, non ci siamo. Io sono abituato da politico, forse sono un po' strano, a dire le cose come le penso, non è che poi cambio idea perché qualcun altro che ha vinto le sta facendo, no, se condividevo quel messaggio, il messaggio deve essere
chiaro a tutti. Perché è importante per noi? Perché c'è questa riforma porta l'ULSS nostra, l'ULSS Euganea, non si chiamerà più 15, si chiamerà l'ULSS Euganea, quindi ci saranno i nostri 2 ospedali di Cittadella e Campo San Piero che faranno parte di quest'ULSS provinciale, resteranno aperti, chiariamo subito le voci strane che si sentono, no, chiude questo, chiude quello, sono tutte balle, scusate il termine, tutte bugie messe ad arte per creare scompiglio. I nostri 2 ospedali sono 2 ospedali di eccellenza. Campo San Piero si andrà a specializzare perché diventerà un CTO, il centro traumatologico ortopedico, quindi uno dei punti di riferimento in Veneto per la traumatologia. Cittadella rimarrà il classico ospedale come l'avete sempre conosciuto. Perché è importante per noi? È importante perché per la prima volta all'interno di un'unica ULSS avremo tutti i servizi. Cioè vuol dire che uno da una frattura alla gamba a un'operazione, un trapianto di cuore lo fa all'interno della stessa USL. Abbiamo tutto, perché Padova, grazie anche sia all'azienda ospedaliera, quindi con l'università, sia agli ospedali, riesce a darci comunque dei servizi che prima dovevamo comunque andare fuori ULSS. Prima cosa, quindi avremo tutte le specialità all'interno della stessa USL. Seconda, verranno riviste le schede ospedaliere. Cosa sono le schede ospedaliere? Nel 2013 è stato deciso che ogni ospedale doveva avere determinati tipi di cose. Noi ci siamo accorti, in particolar modo Cittadella, ma penso anche a Campo San Piero, che queste schede che sono state approvate avevano delle piccole o grandi mancanze. L'esempio di Cittadella è pediatria. Le schede attuali per l'ospedale di Cittadella prevedono che pediatria venga chiusa sostanzialmente. Quindi questa è un'occasione, e già qua il Presidente Zaia ci ha dato conferma della tutela di pediatria, è un'occasione per andare a mettere mano a queste schede, senza naturalmente poi andare a gravare molto sul bilancio regionale, a mettere mano a queste schede per far sì che determinati tipi di specialità rimangano nel territorio. Poi quando sento o leggo questi volantini un po' strani che dicono che la sanità sta andando a rotoli, eccetera, eccetera, questa è un'offesa nei confronti dei medici, degli infermieri, dei primari, dei tecnici, fino all'ultimo che fa le pulizie nel nostro ospedale, in particolare di Cittadella. Perché noi abbiamo una sanità che è ad altissimo livello. La nostra ULSS è una sanità che ha ricevuto premi, nel senso che è stata considerata la prima ULSS in Italia. La nuova riforma non cambia nulla. I medici, gli infermieri, fino all'ultimo operatore rimangono tutti all'interno dello stesso ospedale. Quindi chi si rivolge al nostro ospedale e ha sempre ricevuto qualità, continuerà a ricevere qualità. Logico che dovremo fare sempre più, e questo sarà sempre peggio secondo me, sempre più riferimento a una carenza di soldini, perché purtroppo il bilancio della regione è per il 70%, adesso Manuela casomai lo sa meglio di me, 70-80% in sanità. Quando voi sentite che lo Stato italiano taglia 500 milioni di euro alla regione Veneto, di questi 500 milioni di euro che tagliano, l'80% è sanità, quindi sono soldi che vengono tolti alla sanità. E io mi rendo conto a dover amministrare, se pensate voi, se avete un'entrata di 1000 euro al mese, a un certo punto qualcuno vi dice anziché 1000 euro al mese dovete vivere con 800. E cosa fate? Cercate di tagliare, mantenendo magari i servizi invariati per quanto possibile nella qualità, ma poi si deve comunque cercare di tagliare. Ecco noi, ma questo anche i comuni lo stanno facendo nel proprio piccolo, bisogna cercare di mantenere qualità però cercando di fare economie, e penso che uno degli obiettivi che abbia avuto questa riforma sia quella di fare, in termine tecnico, economie di scala, no? Cercare di riuscire a raggruppare determinati tipi di servizi, non sanitari ma servizi di altri tipi, per avere economia. Poi un'altra cosa, e poi vi lascio che mi sento, sono troppo polemico su sta roba perché sono preso un po' nel vivo, perché quando mi toccano l'ospedale di Cittadella mi divento anche sinceramente un po' nervoso. Altra cosa, attenzione, noi siamo un esempio, la sanità veneta prima in Italia, e questo lo dicono tutti. C'è una riforma che verrà avanti, dovete andare a votare tutti, io non vi dico cosa votare, sì o no, quello è un problema che dovete capire voi cosa andare a votare. Ricordatevi che la sanità ad oggi è prettamente di competenza regionale, con la riforma la sanità diventerà nazionale. Allora, siamo noi il punto di riferimento per il resto della sanità in Italia, oppure la media diventerà un'altra cosa, il benchmark diventerà un altro e dovremo fare riferimento a una sanità di tutt'altra parte d'Italia? Ecco, se è così a me non va,
perché noi siamo un'eccellenza, se dobbiamo però passare per diventare in media con gli altri, allora forse noi perderemo più di qualcosa. Scusatemi se sono stato anche un po' polemico. Buona giornata. Buongiorno, io ringrazio chi ha organizzato l'incontro perché comunque ogni occasione credo sia buona, insomma, per confrontarci e per dirci anche a che punto siamo, cosa stiamo facendo. Può essere che abbiamo fatto qualcosa di bene, di male, ma insomma il confronto, insomma, io non mi nego mai al confronto, soprattutto insomma quando parliamo di materie di questo tipo, perché credo che sia importante. Poi insomma dal confronto possono nascere dal dialogo anche buone cose. La settimana scorsa, non la settimana scorsa invece, martedì di questa settimana abbiamo incontrato le sigle, io e l'assessore alla sanità abbiamo incontrato le sigle sindacali, quindi del Veneto, proprio per riattivare il tavolo permanente che c'era già negli anni scorsi, in previsione del nuovo piano sociosanitario, visto che la signora ha parlato del piano sociosanitario che 2012-2016 che scadrebbe quindi al 31/12/2016, ma che verrà prorogato in attesa del nuovo piano sociosanitario, che sarà il lavoro che il Consiglio, la quinta commissione, sarà chiamata dopo l'approvazione, quindi la nuova riforma sulla sanità, il famoso PDL 23 che è diventato l'EPDL legge 19 sulla sanità, che ha visto insomma la nuova riorganizzazione dal punto di vista sanitario. Quindi si inizierà dopodomani, insomma credo a gennaio, perché adesso siamo in fase di bilancio regionale, a parlare del nuovo piano sociosanitario. E il nuovo piano sociosanitario conterrà anche tutti quei contenuti che non sono stati inseriti nella riforma della sanità, perché aveva dei pilastri principali che cerco anche adesso di così delinearvi e di spiegarvi, e quindi tutto quello che è poi un po' quasi tutte le cose insomma che sono state chieste e richieste saranno poi oggetto di essere contenute, rimarcate, sottolineate, suddivise su quello che è il nuovo piano sociosanitario, che diventa lo strumento principale, perché appunto siamo addirittura di stendere un nuovo piano sociosanitario. Nel frattempo cosa ha fatto il Veneto? Il Veneto si è dotato di una nuova riforma sanitaria che ha 3 paletti principali. Uno è la costituzione dell'azienda zero, che avete sentito tanto parlare, che non è altro che un organismo operativo su cui si vuole cercare di concentrare alcune funzioni prettamente amministrative e operative, che non hanno nulla a che fare con il servizio al cittadino, ossia non cambia assolutamente niente per quanto riguarda i posti letti che ci sono in ospedali e i servizi che ci sono negli ospedali, perché questo rimane inalterato. Quindi nel caso specifico ospedale di Cittadella e ospedale di Campo San Piero non vengono toccati sia come posti letto sia come servizi all'interno. L'azienda zero, che è stata tanto insomma chiacchierata, contestata, insomma rimarcata, è un organo operativo nuovo che non c'era prima, che serve alla regione, alla giunta, come braccio operativo per mettere all'interno di questa azienda tutta una serie di funzioni amministrative e operative, gli acquisti di determinate cose per farli in maniera complessiva, il personale, il contenzioso, le assicurazioni, che oggi sono diverse in tutta la regione del Veneto. Questo con l'ottica di ottimizzare, razionalizzare, cercare di fare le economie di scala per poi le economie che riusciamo a fare reinvestirle nei servizi ai cittadini, reinvestirle nelle strutture, reinvestirle in attrezzatura, tecnologie e tutto il resto. E questo è uno dei pilastri della nuova legge. Il secondo pilastro è la nuova geografia sanitaria. Prima avevamo 21 USL, con la riforma sanitaria siamo arrivati a 9 USL. Nel caso specifico Padova avrà una USL unica, la cosiddetta USL Eunania, più l'azienda ospedaliera di Padova e lo IOVA, che si trovano comunque sempre nella provincia di Padova. Cosa vuol dire? Vuol dire che ci sarà un unico direttore generale
ma gli ospedali e la parte territoriale rimarrà la stessa, perché all'interno della riforma, con anche, e bisogna dirlo, lo sottolineo, non ho nessun problema a dirlo, è stata una riforma, voi sapete, siamo stati in consiglio per tanti mesi, probabilmente la prima volta, credo, chi ha esperienza di consiglio che è stata così appunto prolungata, però credo che con anche il supporto dell'opposizione, con lo stimolo dell'opposizione, l'abbiamo sicuramente migliorata e abbiamo anche quindi creato appunto dei presupposti buoni su cui poggiare le future scelte. E quindi un'azienda unica, in questo caso l'USL Euganea, però gli ospedali rimangono dove sono, non cambia niente per l'USL Euganea, non parlo in generale per me, ma per capirci parlo dell'USL Euganea, non cambia niente, non cambia neanche la parte sociale o sociosanitaria, perché abbiamo mantenuto all'interno della riforma i comitati dei sindaci, che oggi si chiamano conferenze dei sindaci. Facciamo l'esempio specifico: Cittadella, USL 15, aveva la conferenza dei sindaci. La conferenza dei sindaci dell'USL di Cittadella rimarrà la stessa, ma si chiamerà comitato dei sindaci, perché non possiamo, c'è una legge nazionale, non possiamo quindi fare doppioni di nome, quindi rimarrà il comitato dei sindaci dell'USL 15, che avrà gli stessi ruoli che ha oggi, ossia approvazione e predisposizione del piano sociale, quindi la parte sociale, e dei piani di zona. Per cui tutta la parte di servizi sociali, di riferimento con i comuni, con le amministrazioni locali, con la parte della cooperazione sociale, penso anziani, disabili, minori, eccetera, rimarrà inalterata, perché quindi l'USL 15 avrà il comitato dei sindaci, avrà il proprio piano di zona, l'USL 16 avrà il proprio comitato dei sindaci, il proprio piano di zona, l'USL 17 il proprio comitato dei sindaci, piano di zona. Ci sarà poi una conferenza dei sindaci complessiva che cercherà di, diciamo così, insomma, verificare le condizioni e tutto il resto, ma ogni singolo territorio avrà il proprio comitato dei sindaci, il proprio piano di zona, il proprio piano sociale. Quindi anche la parte sociale l'abbiamo mantenuta, perché il nostro è un sistema che funziona e non ha dato problemi. Quindi anche questo credo sia una garanzia ulteriore. Nella riforma è stato anche rafforzato tutta la parte di raccordo tra la parte ospedaliera e la parte territoriale, e quindi tutte le cose che sono state prima dette, ossia le cosiddette strutture intermedie, ospedali di comunità, URT, hospice e medicina di gruppo, che erano già inserite nel piano sociosanitario 2012-2016, credo con un lavoro, ma sarà poi Senigallia, perché io non l'ho fatto quel piano, non c'era, ma Senigallia sì, quindi lo conosce molto meglio di me. Erano già state inserite e previste, proprio perché il nostro è un sistema di forte integrazione sociosanitaria tra la parte ospedaliera e la parte territoriale, solo che non sono state realizzate dappertutto, sono state realizzate in minima parte, legate a una serie di problematiche sia territoriali, sia di contenzioso in alcuni casi con i medici di medicina generale, sia anche per reperimento in alcuni casi delle risorse, degli spazi e tutto il resto. Erano state individuate tramite le schede, come diceva prima il sindaco. Nel nuovo piano, ma anche nella riforma, è stata data tanta importanza, anche questo anche su spinta appunto anche da parte dell'opposizione, nel mantenere e continuare in quello che è il percorso per creare queste strutture, perché se è vero che noi pensiamo a una sanità che fa tenere le persone sempre meno in ospedale, dobbiamo essere attrezzati e avere le strutture per cui uno sa che una volta che viene dimesso dall'ospedale può rimanere 60 giorni massimo negli cosiddetti ospedali di comunità, che oggi sono collocati o in strutture per anziani in alcuni casi, in casi di riposo, oppure in ospedali dismessi, e quindi c'è una continuità assistenziale. Non ci sono dappertutto, adesso io non ho la scheda specifica dove ci sono qua nel territorio,
So che anche all'interno della casa di riposo di Cittadella sono previsti, o Campo San Piero sono previsti, siamo andati anche, visto che è lo stesso territorio, a Piazzola sul Brenta. Lourdes è già partita a Campo San Piero, l'abbiamo inaugurata, insomma ci sono, non dappertutto sono state realizzate, ci sono e sono previsti. E sono stati anche previsti in maniera, io credo, lungimirante quando li avete pensati, anche all'interno dei centri per servizi per anziani, perché c'è comunque una continuità assistenziale e anche la possibilità di utilizzare il personale, che è già un personale preparato e quindi capace di questa cosa. Quindi anche su tutta la parte, diciamo, territoriale l'abbiamo rimarcato nella legge che è stata approvata e sarà oggetto della seconda fase, quella del piano sociosanitario. Io so che non ogni settimana, ma ogni 2 o 3 settimane c'è la CRIT, che è l'organismo che deve autorizzare poi queste strutture, che si raggruppa e ogni 2 o 3 settimane insomma c'è una lista di richieste in tutto il Veneto e quindi le stiamo mandando avanti, sapendo che sono comunque delle strutture necessarie, ma sono delle strutture che hanno anche un costo. E mi devo ricollegare a quello che dice il sindaco di Cittadella, cioè con la contrazione di risorse che ci sono oggi dobbiamo fare i salti mortali per mantenere tutto il sistema, perché non vogliamo rinunciare a niente. Il bilancio della Regione Veneto, certificato da Corte dei Conti, per l'84%, quindi un bilancio che per l'84% si occupa di sanità. L'84% del bilancio della Regione Veneto è bilancio sanitario, quindi rimane una pochissima fetta per tutto il resto. È chiaro che la mancanza di risorse, quello che sta succedendo anche sui tavoli romani, io vado spesso in commissione politiche sociali, ma mi è capitato di andare in commissione sanità, mi è capitato di andare in commissioni unificate delle regioni, e la battaglia diventa sempre là, perché se è vero che ci hanno a livello nazionale approvato i nuovi LEA, livelli essenziali di assistenza, quindi quelli che devono essere garantiti per tutti, in cui sono stati inseriti nuovi LEA, è altrettanto vero che non è stata comunque allargata la forbice di risorse, per cui noi dobbiamo cercare di temperare i vecchi nuovi LEA con le stesse risorse, quindi qua c'è qualcosa insomma che non funziona. Fatta questa parentesi per dire che non abbiamo nessuna intenzione di rinunciare a questo modello, ci crediamo, funziona dappertutto quasi, perché ci sono delle medicine di gruppo che non è semplice, perché qui faccio una parentesi, non so se qui ci sono medici di medicina generale, ma non sempre, bisogna dire la verità, i medici di medicina sono, tra virgolette, contenti di iniziare un percorso di questo tipo, anche se questo vuol dire che trovano un ambiente con chi fa il calendario per gli appuntamenti, risponde al telefono, l'infermiera che può fare l'iniezione, quindi eccetera, però non sempre, perché uno è abituato al suo ambulatorio eccetera, non sempre, e vi assicuro che su questo abbiamo una forte a volte resistenza anche sindacale da parte dei medici, dico dei sindacati dei medici. Quindi non è sempre tutto semplice. Lo parlo anche per esperienza personale, perché è vero che ho citato 2 o 3 volte Rosà. E Rosà non è stato e non è tuttora sempre facile. Perché c'è chi non si vuole abituare a questo nuovo sistema, anche se è un sistema che il medico prende di più, bisogna dirlo, il medico se ha dei servizi in più, ma viene pagato in più. Cioè non è che fa le stesse cose, ha gli stessi soldi, quindi viene pagato in più il medico di medicina generale, quindi il medico di condotta, però uno deve insomma cambiare quello che può essere il proprio approccio con i propri pazienti eccetera, e non è sempre molto semplice e facile, quindi ci sono comunque delle difficoltà anche a volte con i medici di medicina generale, che però stiamo cercando di risolvere, stiamo cercando appunto di pian pianino insomma di creare un'uniformità. Ci sarà il problema
dopodomani che i medici di medicina generale incominciano a scarseggiare. Questo sarà un altro problema per il futuro, come è un problema dei medici di medicina generale all'interno delle strutture, ad esempio all'interno delle case di riposo, e ci sono anche dei grossi problemi con i medici di medicina generale all'interno delle case di riposo. Infatti stiamo anche qui in un altro tavolo cercando di pianificare una nuova convenzione, una nuova modalità, perché anche lì c'è bisogno anche di una certa professionalità, una certa competenza, e quindi insomma, e soprattutto perché a volte abbiamo la difficoltà di trovare anche chi va a fare questo servizio all'interno delle strutture delle case di riposo. Questo per dire, e poi lascio la parola a Claudio Senigallia per aggiungere oppure per smentire quello che ho detto, perché poi io sono una parte, lui dall'altro, quindi il gioco o integrare, giustamente, no, ma con Claudio insomma credo non abbiamo problemi, ci troviamo abbastanza spesso in convegni, quindi non abbiamo problemi, insomma, ecco. Quindi questo per dire appunto che la riforma è fatta, la riforma non deve spaventare, tutte le cose nuove spaventano, però nel caso specifico non deve spaventare, perché non va a toccare i servizi. Abbiamo fatto una riduzione delle USL, 9 USL, nuovi dirigenti, abbiamo diminuito la parte manageriale, diciamo, però abbiamo mantenuto gli ospedali, i posti letto, i servizi, e soprattutto abbiamo cercato di mantenere il più possibile l'integrazione con il territorio tramite i comitati, poi tramite il coordinatore sociale, insomma quelli che sono un po' le persone che possono essere di riferimento. Io credo che quello che adesso quello che ci aspetta per il futuro è il nuovo piano sociosanitario, che deve essere sempre più calibrato alle esigenze, alle necessità, e quindi anche ancorato a quello che c'è, e ci sarà anche, perché siamo in scadenza dei piani di zona delle singole conferenze dei sindaci, che scadranno il 31/12/2016, erano già stati prorogati, scadono, faremo un'altra proroga, perché bisogna dar tempo ai nuovi comitati di sedersi attorno a un tavolo e di fare i nuovi piani di zona. E anche qui i nuovi piani di zona, perché interessano anche voi per molti servizi, devono essere, io questo lo continuo a dire dappertutto, devono essere piani di zona realistici, non possono essere il libro dei sogni in cui mettiamo dentro tutto e poi non riusciamo a realizzare niente. Quindi devono essere realistici in base a quelle che sono le esigenze dei singoli territori. Faccio degli esempi così ci capiamo meglio. C'è bisogno della struttura per anziani, perché quelle che ci sono carenti. C'è bisogno della struttura per disabili, il CEOD. C'è bisogno oggi, parliamo del dopo di noi, per appunto i ragazzi, sono ormai le persone adulte disabili che non hanno più un contesto familiare. Programmiamo in maniera omogenea e territoriale, in modo che riusciamo a programmare bene i bisogni, le esigenze e poi a dare una risposta. Quindi questi credo che saranno i due appuntamenti importanti, che anche per quanto riguarda i portatori di interesse, come siete voi come associazione, avremo bisogno di un contributo importante proprio per cercare di farli più radicati possibile, più coerenti possibili con quelle che sono le esigenze dei territori. Io mi fermo qua per il momento e poi eventualmente rispondo a domande se ci sono sollecitazioni. Eccoci qua. Buona giornata a tutti quanti. Cercherò di essere spadagnino nel tempo, così dopo si accende il dibattito, che è sempre interessante. Intanto benvenuti. Dal 1 gennaio 2017 e saremo tutti quanti nell'ULSS 6 Euganea. Mi tenga già a cambiare il Domani in peso. questo cos'è il 930.000 abitanti. L'ULSS 16 ha incorporato per soppressione l'ULSS 15, la più brava d'Italia, premiata come l'ULSS più virtuosa, e la ULSS 17, quella a bassa padronanza. E quindi abbiamo un direttore generale che gestirà 1,5 miliardi di euro. Questa è la sommatoria dei SCEI che si gestiva prima l'ULSS 15, la 16 e la 17. Quindi è l'ULSS praticamente più forte, più importante.
importante del Veneto. Pedro Gennaio. L'ULSS ha 1800 posti letto ospedalieri. Voi prima avevate 690 posti letto e li conservate e fate la sommatoria a 690. Circa 600 medici di medicina generale da gestire. Quindi capite che le dimensioni sono importanti. Voi eravate l'ULSS di riferimento a livello nazionale, l'ULSS 15. Avevate anche un bilancio in ordine. Un bilancio in ordine perché ricevevate la quota minima pro capite dalla regione 1500 euro, mentre l'ULSS 16 riceveva 1600 e qualcosa. No, ma dopo compressione è la quota minima di trasferimento, la quota 1500. 1500 la quota minima, 1670 l'ULSS 16 e l'ULSS 17 era sui 1530-1540. L'ULSS virtuosa adesso viene messa assieme con l'ULSS 16 che ha circa 18 milioni di deficit e l'ULSS 17 che saliva oltre i 20. Quindi il problema è armonizzare i bilanci senza creare difficoltà a chi era virtuoso. Chiaro? Quindi il primo aspetto da tenere presente è che nel momento del riparto dei soldi non ci sia che l'ULSS virtuosa ripiani i deficit e le ULSS che magari è in situazioni di difficoltà. È stata gestita bene l'ULSS 15, quindi vuol dire che era riuscita ad attivare un percorso virtuoso. Per altri motivi, per esempio nell'ULSS 17 a Faccia Padovana è stato aperto l'ospedale nuovo che ha portato appunto la creazione del deficit negli ultimi 2 anni. L'ULSS 16 invece sono altri problemi, ma avete capito che uno dei problemi da affrontare è appunto questo. È un deficit virtuale, cioè dopo alla fine, siccome c'è si chiama GSA, sarebbe la spesa accentrata, quando c'è questo deficit poi alla fine dell'anno interviene Domenico Mantovani, che è il segretario regionale della sanità, e Sergei e ripiana i busi. E quindi noi ci presentiamo a livello nazionale al Ministero della Salute dicendo che il nostro bilancio è a posto, tanto che siamo tra le poche regioni d'Italia che non ha il cosiddetto piano di rientro, perché il piano di rientro prevederebbe per esempio l'attivazione anche di addizionali IRPEF per recuperare il deficit. Questo non è mai avvenuto nel Veneto e quindi siamo una delle regioni di riferimento sia per i conti a posto sia anche per la qualità della sanità. Qual è la preoccupazione? Perché abbiamo fatto una riduzione delle ULSS, eravamo d'accordo, anche in campagna elettorale l'avevamo detto, avremmo fatto percorsi diversi se avessimo vinto noi, avremmo fatto percorsi, ma alla fine insomma eravamo d'accordo sulla riduzione delle ULSS. C'è un aspetto un po' particolare, ecco, che abbiamo chiesto durante la discussione, avete capito che siamo rimasti in aula dal 21 giugno fino al 20 ottobre, non sempre, andare anche a casa, non sempre. Però ecco, è durata 4 mesi la discussione, 130 ore di discussione, quindi non è stata una discussione, ma ci siamo anche, non dico menati, ma insomma ce ne siamo detti anche di santa ragione, perché insomma il dibattito avevamo delle divergenze su alcuni punti, ma alla fine secondo me abbiamo trovato una sintesi, una buona sintesi, come abbiamo fatto anche nel piano sociosanitario del 2012. Ecco, è rimasto un punto di divergenza, noi abbiamo sempre chiesto perché 9 ULSS? Perché 9 ULSS? E le risposte che ci sono state date non erano, ecco, a nostro giudizio soddisfacenti, perché è rimasta un ULSS nella provincia di Venezia che è il Veneto orientale, no? Quindi c'è una ULSS piccolina, 220.000 abitanti, Veneto orientale, e un'altra ULSS, la Pedemontana, che è confinante il nostro territorio, che è Bassano e Schio Tiene, che hanno aggregato le 2 ULSS e hanno fatto un'altra ULSS rispetto alle 7 provinciali, che era la proposta di Zaia a giugno del 2015, quando vince Zaia presenta 7 ULSS. Poi a un certo momento ne fa 9, perché fai 9? No? E questa è stata la discussione e non ci ha convinto, ecco, non ci ha convinto il perché. Ma al di là di questo, insomma, è stata la ruffa non da poco, siamo rimasti un mese a litigare su questo, ma insomma, al di là di questo sono stati raggiunti alcuni risultati importanti, però è fondamentale, secondo me, gli incontri che voi avete iniziato a fare per capire quali sono le potenzialità della riforma, ma anche i rischi della riforma.
perché è chiaro che vi ho detto alcuni dati non a caso prima, 930.000 abitanti, 1,5 miliardi, le dimensioni dell'ULSS provinciale. Se è un unico riferimento e questo riferimento è il direttore generale che abita a Padova, è chiaro che tutti fanno fatica a portare il fabbisogno a Padova, no? I sindaci per primi, e quindi c'è bisogno nel territorio di avere altri punti di riferimento. Per esempio abbiamo voluto e abbiamo mantenuto il direttore del sociale. Abbiamo concordato assieme, all'inizio non c'era scritto nella proposta di legge, però poi assieme abbiamo chiesto. Non solo, ma abbiamo anche la possibilità di attivare il coordinatore del sociale negli ex... Cosa devo fare adesso? Ci stavamo confrontando. No. Solo Oltre al direttore sociale che ha il suo portafoglio, un personale sicuramente, ci sarà anche la possibilità di attivare il coordinatore del sociale nell'ex ULSS 15. Quindi questo è una richiesta e mi auguro appunto che i sindaci che si riuniranno mi auguro più presto in modo tale da conoscere tutti gli aspetti della riforma, tutte le potenzialità, e chiedere anche il coordinatore del sociale, perché è un punto di riferimento importante. Perché abbiamo bisogno di punti di riferimento. I sindaci mi dicono, prima avevamo a Campo San Piero, a Cittadella, l'incontro più o meno settimanale, se non quasi quotidiano, con il direttore generale, il direttore sanitario, il direttore sociale. Adesso c'è un po' più fatica, no? Bisogna ci siano punti di riferimento che danno risposte, che capiscono i bisogni e danno risposte. Perché questo il compito del sindaco è quello di tutelare la salute dei cittadini e chiaramente sono i primi che hanno la comunicazione ai cittadini, perché il cittadino va dal sindaco, guarda che roba non funziona, e il sindaco è il Pisa che va, prende appuntamento fra un mese al direttore generale che abita a Padova, oppure è un punto di riferimento a un forte importante che gli dà le risposte. Il coordinatore sociale potrebbe essere questo, ma non solo, è previsto anche nelle ULSS sopra i 500.000 abitanti anche un ulteriore direttore amministrativo e con un numero di posti letto tot anche un ulteriore direttore sanitario. Perché? Perché abbiamo bisogno di punti di riferimento. Questo è un risultato che abbiamo ottenuto durante la discussione. Cittadella e Campo San Piero non cambiano la programmazione. Abbiamo scritto un articolo per cui fino a dicembre del 2018 la programmazione resta così com'è. Quindi rimangono con le schede ospedaliere che sono state attivate. Però è chiaro che tra il 2017 e il 2018 si attiverà la discussione sulle nuove schede ospedaliere, perché ci sono determinate novità, ci sono dei parametri da tenere in considerazione, dettati anche dal livello nazionale, ma soprattutto ci sono una concentrazione di ospedali, voi lo sapete bene abitando in questa zona, Campo San Piero, Cittadella, Bassano, Castelfranco, e quindi bisognerà che ognuno abbia anche una vocazione un po' diversa. Qualcuno si specializza in una cosa, per esempio Campo San Piero con il CTO, parte sul CTO oppure no? Perché mi aveva detto che partire nel 2013, siamo arrivati al 2016, però ecco, vi do le buone notizie, hanno liberato il quinto piano, hanno fatto un'assunzione per l'ortopedico, hanno acquistato l'angiografo e quindi si sta attivando. Faccio i begilotti, bisogna conoscere le robe, se no. E allora vuol dire che si sta attivando. Mi auguro che per fine anno, se il direttore generale vuole avere il premio incentivante, si attivi il CTO. Una battuta, però insomma questo fa parte del percorso. Allora, Campo San Piero specializzato. Avete visto che Castelfranco viene ampliato lo IOV di Padova nei piani liberi di Castelfranco, quindi Castelfranco avrà una specializzazione che è quella dell'oncologia, e quindi anche questo è un'attivazione e specializzazione. Cittadella resta ospedale generale, che in questo momento sapete dialoga con Campo San Piero, perché è un ospedale a due sedi, a due gambe, insomma. Ecco, la struttura resta, è una struttura valida, sono due ospedali solidi e quindi bisogna conservare e guardare appunto al futuro, con i primari che devono essere tranquilli, che la loro professionalità guarda al futuro. Bisogna aumentare il numero di medici, perché c'è qualche medico che casseggia, cardiologia eccetera, c'è la pediatria, quindi bisogna dare una risposta, la maternità, anche gli infermieri.
Adesso ecco, presentiamo un articolo dove c'è scritto che misuriamo il fabbisogno entro il 2017 e diamo una risposta anche in termini di personale. L'abbiamo scritto, ma qui per esempio il governo ci sta dando una mano perché ha stanziato dei soldi per assumere finalmente, per assumere, e quindi c'è la possibilità nel 2017 di attivare questo percorso. Per quello che riguarda invece il territorio, che poi la sanità adesso ha soprattutto a che fare con la cronicità. Cosa vuol dire con la cronicità? Ha a che fare con persone che hanno anche più patologie e che hanno una certa età, perché o la pressione alta, o problemi agli occhi, o qualche problema cardiaco, oppure i bronchi, e testimoniano alle volte queste difficoltà, un po' di mal schiena, eccetera. E quindi ecco, bisogna trovare risposta nel territorio, non è il momento dell'ospedale, delle acuzie. Queste cose qua, o diabete, eccetera, non tenete ad andare in ospedale, ma tenete a trovare risposte nel territorio. Allora, le medicine di gruppo integrate sono le prime risposte. Medicine di gruppo integrate, abbiamo scritto un articolo dove diciamo che nel 2017 devono essere attivate il 60% delle medicine di gruppo integrate e nel 2018 l'80%. L'abbiamo scritto in legge perché ci accontentiamo anche che magari invece il 60% del 2017 ne parte il 50%, ma insomma è un vincolo di legge per cui gli stanziamenti, gli investimenti, perché avete capito perché non partono? Perché mancano gli investimenti per farlo partire, e poi perché quest'anno è stato un anno dove in gran parte del territorio invece di avere il direttore generale vanno i commissari e quindi c'è la difficoltà di prendere decisioni e anche di avere punti di riferimento per i medici. Però l'abbiamo scritto in legge, l'abbiamo voluto scrivere in legge, come abbiamo scritto in legge che anche le medicine, gli ospedali di comunità, le strutture intermedie aumenteranno del 15% nella programmazione. Anche qui perché non partono? Perché c'è stato uno stop da parte del segretario regionale della sanità, perché stanno guardando poi i conti e dopo ci sono anche delle scelte da discutere, e quindi voi avevate già l'autorizzazione per far partire l'ospedale di comunità e di Campo San Piero presso la casa di riposo Bonova e a Cittadella presso l'altra casa di riposo, però sono state bloccate per un motivo molto semplice: hanno inviato l'investimento all'anno successivo e mi auguro che nel 2017 ci sia l'ok. Poi c'è anche una discussione, c'è qualcuno che vorrebbe che gli ospedali di comunità partissero all'interno degli ospedali, altri invece che vorrebbero invece fare partire le case di riposo. Mi auguro che appunto questa che insomma non si ferma tutto per questo motivo. Nelle medicine di gruppo integrato, avete capito, l'associazione di medici che si mettono assieme, c'è anche un problema dell'assunzione del personale. Allora i medici vogliono fare cooperative e vogliono assumere gli infermieri perché così lavoriamo, eccetera. Però quanto verrà dato agli infermieri? Allora qui c'è un contenzioso che si è aperto con la struttura regionale dirà non più di 21 euro, e noi siamo massa pochi, insomma c'è più discutere per questione di scale, per fare attività. E questo è il problema, no? Perché per una volta decisa sta roba, dopo vado avanti. È chiaro che ci sono ripercussioni a livello di fondo sanitario regionale, di quantificazione del fondo sanitario regionale. Quest'anno c'è una buona notizia, anche l'anno scorso c'è stata, ma quest'anno ancora di più, perché il fondo nazionale aumenta di 2 miliardi, da 111 miliardi a 113, e quindi la regione aumenta di circa 200 milioni lo stanziamento alla sanità. Se voi tenete presente che è partita l'azienda zero, che è quella che fa le gare di area vasta, che assume il personale con bando a livello regionale, che guida il processo di informatizzazione, dovrebbero esserci appunto dei risparmi, e quindi 200 milioni in più risparmi con l'azienda zero. Questi abbiamo scritto proprio un articolo che devono andare nel territorio, ai servizi sociosanitari del territorio. Quindi gli investimenti, quello che abbiamo detto prima, ospedali di comunità, medicine di gruppo integrate, queste che servono per appunto prendersi in carico la persona, perché noi abbiamo una regione che parla di integrazione sociosanitaria, che vuol dire prendersi in carico la persona, non dargli scale perché compra la prestazione, ma prendersi in carico la persona. Questa è la logica diversa, no? Vuol dire che il medico di base assieme ai medici specialistici dovrebbero prendersi in carico appunto delle esigenze della persona, va bene? Non te dà scale per spendere quello che ti vuoi, ma che sia un percorso diverso, non è il voucher che ti dai, è un'altra cosa, non è la logica della prestazione, ma la logica della presa in carico. Vuol dire che hai tutto un percorso
per l'assistenza domiciliare, per l'inserimento delle comunità, se c'è l'inserimento delle comunità, cioè c'è un percorso PDTA in termini tecnico che prevede appunto tutta una serie di passaggi. Senta, continuo a ribadire sempre l'ospedale di comunità. Allora, supponiamo, come funziona? Io sono stato operato all'anca, me non mi tengono in ospedale, dopo l'intervento chirurgico, 3 giorni, 4 giorni, mi mandano a casa. Attualmente vado a fare riabilitazione a Cittadella, 5 giorni più 5 al massimo, dopodiché ti arrangi. Con l'ospedale di comunità, primo, devo pagare una volta ricoverato, e se è ospedale non pago perché se è ospedale, ma se mi parla di comunità questo non so cosa vuol dire, perché alcuni termini sono molto ambigui. Si chiama anche ospedale di prossimità, ma spiego. Allora nel suo caso dopo 3 giorni mancava la capacità di autonomia di tornare a casa, ipotizziamo, no? Allora il passaggio era appunto nell'ospedale di comunità, che concordato assieme al medico di base, dovrebbe essere il medico di base il punto di riferimento per l'inserimento. Nell'ospedale di comunità c'è quell'assistenza che gli consente di fare un percorso di una settimana, c'è bisogno di 15 giorni, di 20 giorni, fino a un mese gratuitamente per recuperare la piena autonomia. All'interno dell'ospedale di comunità, per esempio, perché chiediamo le case di riposo oppure centri di questo tipo, dovrebbe esserci anche l'attivazione dell'URT, che sarebbe l'unità riabilitativa, per cui assieme alla sistemazione invece viene pagata una certa quota. No, primo mese gratuito. Gratuito il primo mese, dal 30° giorno al 60° giorno sarebbero 21 euro e poi 45 euro successivi. Però quello che bisogna evitare è appunto intenderlo come lungodegenza. Non parlo non deve diventare un lungodegenza, deve essere uno spazio, per esempio, uno ha il diabete, inizia ad avere qualche piaga eccetera, invece di andare in ospedale che è improprio perché vai in ospedale di comunità, hai gli infermieri, il bendaggio e vai in ospedale di comunità. Costo dell'ospedale di comunità, una giornata media 150 ore, l'ospedale 600 euro al giorno, scusate 150 euro. Però attualmente non funziona così. Devi pagare il ticket. Dove ci sono iniziano a funzionare così. Ma la richiesta è appunto questa, per facilitare il suo rientro a casa, le dimissioni protette, no? Proprio deve essere l'ospedale, dovrebbe essere non buttato a casa, ma dovrebbe essere stato accompagnato in questo percorso. Se non ha a casa la possibilità di essere assistito, perché ci sono anche persone sole che proprio non ce l'hanno la possibilità, oppure che proprio fai difficoltà a essere autonomo, hai questo. Scusi, attualmente funziona così, no? Scusi se non so se rubo tempo, ma si fa l'intervento, poi si fa la riabilitazione e se tu esci dall'ospedale e fai la riabilitazione paghi il ticket, perché fai 5 più 5 riabilitazione paghi il ticket attualmente, quando invece dovrebbe essere un posto operatorio che non paghi niente, questo voglio dire io. L'ospedale si paga, è l'URT, se è collegato a quel periodo di riabilitazione all'interno dell'ospedale diventa simile, non paghi niente anche questo. Però è un percorso che sta iniziando questo e bisogna potenziarlo. La riabilitazione, l'URT è l'unità riabilitativa territoriale, la riabilitazione invece quella 57-65, quella che si trova fuori, quella lì si paga, c'è poco da fare. Io parlo di post operatorio. Allora chiudo e dopo passiamo alle domande, credo che ci dà molta carne al fuoco. L'ultima domanda che è stata posta, l'architettura del sociale. Avete capito appunto che i sindaci hanno il loro ruolo, c'è il coordinatore del sociale, i sindaci rimangono i sindaci della Exus 15, quindi c'è il comitato dei sindaci che approva il piano di zona, che approva il bilancio. Voi nello 15 avete un'altra particolarità, che i sindaci delegano all'ULSS il sociale, e pagano un po' di più rispetto alle altre ULSS. Questo viene mantenuto, abbiamo voluto appunto che non ci fosse confusione, soprattutto nei primi anni, quindi abbiamo voluto mantenere il direttore sociale, il coordinatore sociale, il ruolo dei sindaci e il ruolo della programmazione. Allora questo continua, chiaramente con tutte le preoccupazioni che vi ho detto prima, dal punto di vista più ospedaliero.
più ospedaliero. Cioè, a Padova c'è l'hub, dal punto di vista ospedaliero l'hub rischia di accentrare e magari di impoverire le zone spoke del territorio. Questo non deve avvenire, e questo è chiaramente la prima cosa che, se io suggerisco, sto andando in giro a parlare con tanti sindaci, dico: comitato dei sindaci, ex conferenza dei sindaci, chiamate il direttore generale, associazioni lo stesso, in modo tale che ci sia la garanzia che non c'è un accentramento delle funzioni, ma che gli ospedali del territorio mantengono qualità, livello e fanno bene quello che hanno sempre fatto, va bene? In attesa delle nuove schede. Non c'è nessun impoverimento che deve essere portato avanti a livello di ospedali decentati. Quindi questo è fondamentale, e questo è un ruolo che i sindaci devono assumere. Chiaramente anche noi ce lo assumiamo questo compito, però più è vicino al territorio, più è il territorio che... Noi abbiamo le ULS. Cosa sono le ULS? Unità locali sociosanitarie, vuol dire che i sindaci, la comunità, è il punto di riferimento del sistema sociosanitario, ed è questo che appunto deve tornare a funzionare. Quindi luce e ombre della sanità, della riforma sanitaria, preoccupazioni, ma anche tenuta di un modello che è quello dell'integrazione sociosanitaria. Questo è il risultato di 4 mesi di lavoro. Insomma, mi sembra che li abbiamo spesi bene, e adesso passiamo alla... Dovete preparati su. Sami, che facciamo? Non presentare Sami, ma non Ecco, allora mi sembra che le spiegazioni siano state abbastanza approfondite, e adesso togliamo l'occasione, se c'è qualcuno in particolare che vuole fare qualche domanda, ecco, sia una domanda di interesse generale, soprattutto sarebbe questo il motivo. Ecco, abbiamo la signora Rosita, proprio qui di Battistesi, che ci fa piacere. Presenta Sami intanto. Sami, si è già presentato. Lo conoscete, sei di notte di Borgata, però Sami, comunicare, a noi qualche consiglio di come si deve comportare questa gente qua. Allora, sai cosa diciamo intanto? Di ricordarsi che poi c'è da mangiare e bere. E quello è importante. Il sostentamento. Rositare. Ciao a tutti, scusate l'emozione, ma siete veramente tantissimi. Io vorrei parlarvi vorrei parlarvi di come si può essere rivoluzionari su un mondo strano e complicato quale è il mondo della ricerca. Spesso mi dicono che sono rivoluzionario. Io non mi sento così, perciò l'unica cosa che posso darvi è la mia esperienza di vita. Chi sono io, insomma? Io sono Sami Basso, un ragazzo di 19 anni, quasi 20, normale, con una bellissima famiglia, tanti amici. E mi ricordo che un giorno a Boston era Halloween, tutti erano
ovviamente travestiti, un signore passa e mi dice: oh, bellissima maschera, ma io non avevo nessuna maschera. È stato piuttosto divertente, effettivamente. Quello che mi fa sembrare strano è una malattia genetica rarissima che colpisce una persona ogni 8 milioni di nati sani, è chiamata progeria di Hutchinson-Gilford. La progeria è data da un errore nel DNA che fa sì che una proteina chiamata progerina si accumuli nel nucleo della cellula e lo distorca, come vedete. È una malattia conosciuta anche come invecchiamento precoce perché porta a moltissimi dei problemi che hanno le persone anziane. Esempio sono problemi al cuore, ai vasi sanguigni, alle articolazioni, alle ossa. Dunque è una malattia da non prendere sotto gamba. Tuttavia io non sono la progeria, io sono questo. Sono quello che si finge un alieno e fa scherzi agli altri. Perché effettivamente la mia vita è una vita molto bella, degna di essere vissuta. Ho tantissimi amici che mi riempiono veramente le mie giornate, sono andato a scuola come tutti, ho fatto un sacco di progetti insieme ad amici, conoscenti, ho una famiglia bellissima con la quale facciamo veramente squadra. E dunque la mia vita è veramente bella e piena. Però diciamo non ci andava bene quello che ci hanno detto i medici quando hanno detto la progeria è una malattia senza ricerca, senza cure, di cui nessuno si interessa. A noi non andava veramente bene e per questo abbiamo deciso di essere un po' rivoluzionari nel tentare di fare ricerca su una malattia così rara. Ovviamente la facciamo per i 100 casi di progeria al mondo, ma una malattia che ha invecchiamento precoce, una ricerca su una malattia che ha invecchiamento precoce può fare bene a tantissime persone, migliaia di persone. Per questo abbiamo fondato la IPROSAB, Associazione Italiana Progeria Sami Basso, che si occupa proprio principalmente di raccogliere fondi da destinare alla ricerca. Si occupa anche di divulgare la conoscenza della progeria a tutti, alle persone, anche ai medici, perché spesso sono loro che ci chiedono cos'è la progeria. Comunque questa nostra associazione è cresciuta grazie, noi non sapevamo cosa volesse dire impegnarci su questa cosa. Non sappiamo ancora come abbiamo fatto, ma tantissime persone, facendo qualsiasi tipo di evento, da spettacoli a motoraduni, veramente qualsiasi tipo di evento ci ha fatto crescere e ci ha fatto ottenere grandi risultati. Risultati quali appunto la sovvenzione alla ricerca, il primo meeting in Italia a livello mondiale di ricercatori specializzati su progeria, anche un meeting con le famiglie e con gli altri ragazzi con progeria affinché possiamo conoscerci, ci conoscevamo già, ma potessimo veramente scambiare anche esperienze. Un grande risultato, e questo è veramente rivoluzionario, secondo me, è quello del Network Italiano delle Aminopatie. L'abbiamo fondato assieme al CNR IGM di Bologna. Ci eravamo accorti, ma anche i ricercatori si erano accorti, che spesso si fanno ricerche uguali, parallele, che portano gli stessi risultati e dunque che disperdono i fondi. E questo perché i ricercatori spesso non si parlano, hanno paura di condividere le loro informazioni. Noi, fondando il Network Italiano delle Aminopatie, le aminopatie sono delle malattie di cui fa parte anche la progeria, abbiamo deciso di rivoluzionare un po' come funziona la ricerca. Cioè abbiamo deciso di mettere insieme tanti ricercatori da varie parti d'Italia, in modo che appunto si scambiassero dati e si arrivasse prima a una soluzione. Non solo, abbiamo cercato di radunare i medici, perché spesso un paziente con una malattia rara è sballottato qua e di là, prima da un dottore, poi da un altro, e non riescono a mettersi d'accordo. Così facendo invece c'è un'equipe che lavora al benessere di un paziente, tutta un'equipe che lo aiuta in un unico momento. E poi una cosa che ha di bello questo network è proprio il fatto di essere molto attenti all'opinione delle associazioni e all'opinione dei pazienti, che vivendo in prima persona la malattia possono dare veramente dei grandi contributi. Si cerca anche l'appoggio delle case farmaceutiche. È un po' più difficile, ma ci stiamo provando.
Quando siamo partiti la progeria non era conosciuta, non si sapeva nemmeno qual era il gene che la provocasse. Ci si aspettava di scoprirlo nel 2015, dunque quest'anno, o 2020, in questo lasso di tempo. È stato scoperto nel 2003, dunque si è fatto un miracolo scientifico. Nel 2007 a Boston già c'era il primo clinical trial, cioè la prima sperimentazione clinica dove dei farmaci venivano sperimentati su pazienti. Una rivoluzione veramente. Ora le ricerche sono molte, in America continuano ad andare avanti, anche in Francia, e siamo contenti di dire che siamo riusciti a portarla anche qui in Italia, dove si stanno facendo veramente passi da gigante e scoprendo cose pazzesche veramente. Qui vedete dei risultati di un primo clinical trial dove una cellula sembra ritornare sana, dunque un bellissimo risultato. Mi chiedono spesso come faccio a fare... Grazie. Mi chiedono spesso come faccio a fare le cose che faccio. E l'unica mia risposta è che lo faccio per fede. Io sono molto credente e spesso quando lo dico la gente si stupisce, perché non riesce a concepire come una persona con una malattia rara possa credere in Dio. Io rispondo sempre che sono molte più le cose che Dio ci ha dato, la terra, il sole, il mare, tutto, i genitori, gli amici, sono molte più cose di quello che una malattia può portare via. Spesso la gente pensa proprio questo, che uno che crede in Dio debba praticamente farlo alto, bello, risolvere tutti i problemi. Ma Gesù non ha mai detto questo. Gesù ha detto il contrario. Ha detto: chi mi ama mi segua e prenda la sua croce. Dunque, sì, sono le difficoltà che si vedono su una fede. Però parlando più in generale, vorrei condividere con voi qual è la mia ricetta per essere un po' rivoluzionario. In realtà, secondo me, la ricetta non c'è, semplicemente perché non ci sono gli ingredienti. L'unico ingrediente siamo noi stessi, siamo noi. E l'unica cosa che dobbiamo imparare è usare al meglio noi stessi, a mio parere. Dunque, prima di tutto, accettare chi siamo. Non possiamo essere delle persone che non siamo, appunto. Noi siamo noi. Ed è questo che ci rende forti, è la diversità che ci rende belli. E accettare chi siamo porta ad una conseguenza, cioè credere in noi. Spesso appunto mi dicono che sono riuscito a fare tantissime cose e spesso c'è anche gente che mi dice: vorrei avere io la tua forza. Beh, se veramente ho una forza particolare, io credo che ce l'abbiamo tutti. Se pensate che quello che nel mio piccolo sono riuscito a fare, siamo riusciti a fare, è tanto, pensate anche che l'ho fatto nonostante tutte le persone che credono che i disabili non possono fare niente nella loro vita, o che dicono dove arriverà, senza tante speranze. Invece non è così. Credere in noi stessi è proprio pensare di potercela fare. Un'altra cosa essenziale, secondo me, è proprio che l'unione fa la forza. Dobbiamo imparare ad agire insieme alle altre persone. Spesso io prima ho parlato spesso di noi abbiamo fatto oppure siamo riusciti a fare. Non è un caso se ho parlato del plurale. Senza i miei genitori che mi insegnassero a combattere le mie battaglie e che le hanno combattute prima per me quando io non potevo farlo, io non sarei quello che sono ora. Senza tutte le persone che ci hanno dato una mano per far crescere la nostra idea, non saremmo niente. L'associazione senza i nostri sostenitori non sarebbe niente. I fondi dati alla ricerca senza dei ricercatori che appunto la compiono non sarebbero niente. Dunque lavorare insieme è proprio una cosa importantissima, anche perché insomma siamo tutti di questo pianeta. E un'altra cosa che ho imparato, vi posso assicurare che questo l'ho imparato nella mia pelle, è che a volte gli ostacoli sono opportunità.
La mia malattia, la progeria, è una malattia che toglie molto fisicamente, ma dà anche molto. Ho avuto modo di girare il mondo, di conoscere altre culture, di conoscere altri ragazzi con la mia malattia, di vedere centri di ricerca mondiali, i più grandi. Insomma, mi ha dato anche modo di fare moltissima esperienza e, perché no, di cambiare il mio modo di pensare. Dunque a volte un muro può non essere un muro insormontabile, ma può essere un muro per salirci e vedere oltre. Dunque, per concludere, io vorrei farvi riflettere sul fatto che se anche morissimo tutti ora, tutti quelli che siamo in questa sala, il mondo non cambierebbe, il mondo andrebbe avanti lo stesso anche senza di noi. Però vorrei anche dirvi che se è vero che noi non siamo indispensabili, è vero anche che abbiamo la forza dentro di noi e lavorando con gli altri di cambiarlo questo mondo. Dunque facciamo i rivoluzionari e cambiamolo. Grazie. Mi chiamo Sicuro Rosita, tutti mi conoscono, per 30 anni, 40, ho lavorato nella sanità come assistente sanitaria e prima come infermiera. Quindi credo di avere anche una mentalità storica, perché ho visto nascere i distretti e io mi sono sempre definita figlia della politica, perché ho lavorato a secondo dei progetti del momento e ho aperto i consultori pediatrici, me li hanno fatti aprire, poi li ho chiusi, quindi la storia della sanità la conosco bene. Faccio un elogio a Maria Zorzo, se non dico male il cognome, perché non ho mai sentito in vita mia delle richieste così precise, una relazione così accurata e lì c'è del lavoro dietro e le faccio gli elogi. Arrivo al dunque. Il dunque mio è questo. Siamo partiti con il discorso piccolo e bello, la medicina a livello territoriale è migliore. Provo a avere un po' di fiducia, ma non ne ho sul discorso che 20 anni si lavora in una maniera e 20 anni si ritorna. Si ritorna ad un apice che va controllato, non si sa chi lo controlla. Mi piacerebbe sapere solo questo perché voglio lasciare spazio alla gente, non alle mie paure, voglio lasciare spazio alla gente. Mi domando come si fa a parlare a un direttore sanitario che è lì quando prima c'era un tipo di rapporto. Aggiungo un'altra cosa, voi forse non sapete come lavora il personale sanitario in ospedale. Chiudo. Qualcun altro può prendere la parola? Qua, fai avanti. Ovviamente si avvicina perché non posso guardare. Sì, beh, ma è molto semplice, forse qualcuno si metterà a ridere. Allora, si parlava di cartelle cliniche dove c'è vita, morte e miracoli di ogni paziente. Chiedo, perché non viene anche fatto un'indagine di quello che potrebbe essere, io parlo argomento terapia, accanimento terapeutico. Cioè, a un certo punto... Ringraziamo il signor Sindaco, arrivederci, grazie per grazie di nuovo. Onde evitare l'accanimento terapeutico, cioè se una paziente, un personaggio, una persona qualsiasi, quando è in grado di intendere e volere, esprime un desiderio e dice no, io quando se dovessi arrivare a quegli estremi preferisco, non che deve essere i familiari a, diciamo, sobbarcarsi questa, tra virgolette, responsabilità. Quindi come c'è la cartella clinica con tutti gli esami del passato, anche magari chiamiamo un testamento biologico, non so come chiamarlo, dove questo paziente, qualora si trovasse in ospedale, uno sa come più o meno comportarsi. Ecco, questa è
una mia idea, una mia, non dico fissazione. Poi che nel Veneto sia difficile da mettere in pratica perché, per come, questo è un altro discorso, però a un certo punto quando uno poi vede, ah guarda, è arrivato che l'Alzheimer a un livello tale che proprio non è in grado di intendere e volere, perché dobbiamo tenerlo. Ok, chiedo scusa. No, chiedo scusa. Chi di voi dà una risposta? Altre domande? Antonietta, parla forte. Venga, signora, venga qui. Se viene qui. Volevo chiedere, si parla di programmi sociosanitari. Mi sembra che la preminenza sia del sanitario e che il sociale diventi sempre più la cenerentola dei programmi e degli investimenti. Sulla cartella clinica abbiamo inserito anche in legge il discorso del fascicolo elettronico sanitario, e questo qui sarà uno strumento importante perché vorremmo avere tutta la cartella clinica unica, completa, in modo, perché adesso cosa succede? Che molte volte anche un paziente, non so, che in una struttura, in un centro per anziani, una casa di riposo, va all'ospedale, gli fanno gli stessi esami perché non c'è comunque il passaggio delle informazioni eccetera, e quindi è inserito anche il fascicolo elettronico sanitario che va in questa direzione, nel senso di in modo che poi in rete tutti abbiano le stesse informazioni su quel paziente, quindi si possono anche evitare, se vogliamo, dei doppioni che possono capitare perché quando non si è in rete, quindi questo dovrebbe facilitare anche il veicolare le informazioni. Sull'altro aspetto invece apriamo temi etici di cui anche non è competenza, perché comunque noi dobbiamo garantire il diritto alla salute eccetera, sistema universale, che comunque sono temi che poi hanno bisogno di una legislazione nazionale più che regionale, quindi sono temi etici che vanno anche affrontati in determinati ambiti. Sul discorso del sociale, allora, il nostro è un sistema sociosanitario forte, insomma, il sociosanitario è anziani, disabili, dipendenze, salute mentale, consultori, e non è vero che non stiamo... Allora, sicuramente gli investimenti maggiori sono gli investimenti nel sanitario, quindi i farmaci, i LEA, l'assistenza, la tecnologia, però anche sull'altro insomma ci sono investimenti importanti. Il piano non autosufficienza è un piano che andremo ad approvare a breve in giunta per poi trasmetterlo in quinta commissione, di 750.000 euro, in cui appunto si cerca di dare dal telesoccorso a quelle che sono appunto le strutture residenziali, i centri diurni, un po' tutto il resto. Ho rifinanziato i consultori, l'attività dei consultori con quasi 2 milioni di euro, abbiamo rifinanziato i centri sollievi per l'Alzheimer con 1.200.000 euro, cioè sono tutte partite che forse non vedete nel complesso, però ci sono, insomma non stiamo non investendo grosse partite sul sociale, perché come sociale sono le scuole materne, quindi 31 milioni che diamo per gli asili nidi e le scuole materne, ce ne vorrebbero di più, siamo tutti d'accordo, quindi non è vero, probabilmente non si vedono, forse perché sono tutti anche rivoli, un po' di qua, un po' di là. È chiaro che però potendo vorremmo investire di più, vorremmo cercare di dare anche di più, però vi assicuro insomma che la spesa che diamo sull'integrazione non è una spesa proprio da poco o minima. È chiaro che se avessimo più risorse riusciremmo anche a investirle molto di più. 18 milioni vengono dati alle conferenze dei sindaci nel fondo del bilancio indistinto per il sociale, cioè ce ne sono insomma che vengono comunque, vi do delle cifre così insomma enunciate, però insomma ci sono e sono cifre anche importanti. Il discorso invece del direttore sanitario generale, che è una figura, no? È chiaro che diventando poi una figura per 900.000 abitanti e per comunque una mole di operatori non sarà semplice, però ricordiamo che lui può avvalersi tutta una serie di figure, da quelli che sono i responsabili dell'ospedale, del distretto, eccetera, che sono le figure che poi devono interloquire con lui e possono essere anche quelli che diventano
diciamo, la parte più esposta anche con il cittadino, cioè nel cercare di creare la rete. Insomma, lui è la figura manageriale sopra, però sotto deve creare, e si stanno creando, una buona squadra che riesca anche a essere più vicina ai territori, nei singoli presidi, nei singoli distretti, nei singoli ospedali, nelle singole realtà, e su questo bisognerà lavorare, ma lo stanno già facendo, proprio per cercare poi che ci sia sempre quel punto di riferimento con i cittadini, perché è una cosa, insomma, che è sempre stata voluta e anche rimarcata. Non capisco dov'è il risparmio, non lo capisco. Cioè, se ha bisogno di qualche altra figura, tanto bastava mantenere quelle prima. Il risparmio è nell'azienda zero. Quello sì. A livello di riduzione delle ULS c'è un risparmio soprattutto laddove si riducono le apicalità. Ad esempio, voi avete nelle ULS 15 l'apicalità sul personale, sulla logistica, sugli affari generali, sull'informatizzazione, insomma 7-8 apicalità che diventeranno una per l'ULS provinciale. Adesso sono 3, perché la logistica c'è nel 15, 16, 17, il personale 16, sono 3 e riduce. È chiaro che riduci il costo in più dell'apicalità, perché il personale sanitario, il personale che resta, non c'è che vaga via, cioè che continua a fare, però te pagare un po' meno rispetto all'apicalità. Però ecco, la riduzione forte è soprattutto nell'azienda zero, perché fai le gare in maniera diversa, perché fai una serie attivi una serie di meccanismi che ti consentono alla fine di risparmiare. Per esempio, quello che diceva prima l'assessore della tessera sanitaria elettronica, anche questo dovrebbe diventare una fonte di risparmio. Voi l'avete in tasca, se l'avete a casa la tessera sanitaria, avete visto che c'è il chip, avete sul telefonino e neanche la segretaria risponde. Cosa viene fastidio perché il chip? Niente, perché uno si speccia perché non si carica nulla, no? Allora cosa succede? L'abbiamo messo anche in legge, nel 2017 dovrebbe intanto essere unificato il sistema informatico di tutta la regione, adesso ci sono 24 archivi informatici, fanno fatica a dialogare, per cui il medico generale non comunica con il medico specialista, con l'ospedale, quindi bisogna fare questo passaggio, che è un passaggio fondamentale per avere appunto la conoscenza dei problemi che hai e le risposte. Allora, stavo dicendo questo, per caricare le informazioni bisogna attivare il fascicolo sanitario elettronico. Allora, tutti quelli che hanno a che fare con Drezzatore Giorgio, il medico di base, il medico specialista, è andato in un ospedale convenzionato, è andato in una visita convenzionata, tutti quanti hanno l'obbligo di mandare a quel centro che farà il fascicolo sanitario elettronico di ognuno di noi. Saranno 10 anni che se ne Il fascicolo sanitario elettronico diventa tessera sanitaria, cioè viene caricato il chip. Allora in caso di emergenza o urgenza uno guarda e sa tutto quello che hai dal punto di vista della tua salute, no? Quindi è in grado di intervenire con internet. Ma bisognerebbe anche attivarlo per i pagamenti e per conoscere i referti, anche se adesso con l'informatizzazione potete già leggere il referto con l'informatizzazione con il computer di casa vostra. No? Ecco, questo è un passaggio alla fine fondamentale. Allora, scusate, ormai nell'ambito della sanità lo sviluppo informatico e dei farmaci innovativi è fondamentale. Guardate, quest'anno nello stanziamento di 2 miliardi in più una quota dei farmaci innovativi, ad esempio quelli per l'epatite C, sono farmaci innovativi importantissimi che guariscono, cioè non è che mantengono la malattia, ma che guariscono l'epatite, cioè, vuol dire un risparmio enorme da un certo punto di vista dopo, però all'inizio bisogna fare investimento nei farmaci, i farmaci salvavita, i farmaci tipo oncologico, e questa è la grande sfida. L'altra è l'innovazione tecnologica, perché chiaramente anche negli ospedali, e l'ospedale vale di più perché ha fatto degli investimenti importanti nell'attacco, risonanza magnetica, ma anche la sala operatoria, che è in grado, sono sale operatorie che costano la cifra, e siamo attorno al milione, però chi opera vede mentre decide di operare e praticamente nello schermo quello che ha toccato, quello che ha detto funzione, tutto quanto, cioè ormai
Questo è il livello, e noi andiamo dove ci sono queste, cerchiamo di andare dove abbiamo la massima sicurezza, e anche l'intervento meno invasivo, perché chiaramente l'intervento più invasivo te metti più tempo a recuperare, l'intervento meno invasivo è quello che recuperi più facilmente. E quindi i nostri ospedali devono avere queste caratteristiche, e l'investimento deve essere appunto questo, deve essere un investimento importante, quindi i risparmi devono essere attivati da questo punto di vista, che sono dopo, finisco la prima serie di risposte. Passo all'altra, che è più la parte sociale. C'è una discussione in atto con l'assessore sanitario, dico che il sociale dipende dalla sanità, perché se non dai soldi alla sanità è sociale se devo soffrire, chiamiamolo così. Ma perché? Perché anche frutto di alcune scelte che sono state nel passato, e quindi lei sa che c'è stata c'è anche una personalità forte della sanità che ha sanitarizzato un po' il sociale. L'accusa che facciamo è appunto questa. Quindi il sociale, se non ha risorse proprie, se non ha una forza propria, fai fatica a parlare di integrazione sociosanitaria quando il sociale è debole. Perché, ad esempio, case di riposo, e siamo nell'ambito sociosanitario, ma c'è l'ambito sociale importante. Parlavamo prima del fondo non autosufficienza, c'è uno stanziamento, per esempio la quota sanitaria, che la regione trasferisce alle case di riposo, anzi vi dà in mano, perché si parla di impegnative personali adesso, che è di 50 euro dal 2009. 56, secondo me, facciamo una media di 50 euro, perché sono due quote in realtà, ma facciamo una media di una quota a 50, sembra 49, 56 secondo me. 50 euro, ma sono ferme dal 2009. Quanto pagava una famiglia per inserire il proprio carro in casa di riposo nel 2009? 1.300-1.400 di media. Adesso cosa paga? 1.800-1.900 di media. È una sperla, ragazzi, Perché? Perché quella cifra sanitaria è sempre rimasta ferma a 50, chiaro? Allora bisogna fare la riforma delle IPAD. Ho chiesto all'assessore durante la discussione la sanità, volevo ridurre l'IRAP delle case di riposo in modo da vendere più, insomma è stata una discussione lunga. Adesso l'assessore mi ha fatto uno scherzo quello del collegato alla finanziaria, per cui ha messo che Zaia se nomina 250 revisioni dei conti in 250 IPA, e questo è uno scherzo che mamma mia, ma non è possibile che la regione nomini di persone, insomma 250 revisori in 250 case di riposo, vuol dire che c'è un controllo politico a questo punto più che un controllo dei conti, anche perché la contabilità va sempre più in regione, quindi mi auguro che questa cosa 150 personaggi che vai a insegnare. Basta che 150 personaggi che vai a sì, ma in ogni caso paga a casa di riposo, questo è vero, non mi paga a casa di riposo. Comunque questo è un dibattito comunque ecco, è un dibattito, ma sociale deve essere rafforzato, e noi vogliamo aiutarla a rafforzare il sociale. Lo sa che c'è un dibattito in corso da questo punto di vista, perché è fondamentale il discorso di prima, la presa in carico a che fare con il sociale, con il ruolo dei sindaci, con l'attivazione dei servizi, per esempio la domiciliarità. Il pacchetto della domiciliarità dovrebbe essere visto a mio giudizio. Ci sono circa 20 milioni che vengono spesi e all'interno della famiglia si danno 100 euro al mese. Servono o non servono questi 100 euro? Ci facciamo un ragionamento sopra. E chi ha l'Alzheimer massimo 400 euro. Magari se aggiungiamo, vediamo un attimino perché alla fine sono 100 milioni per la domiciliarità che la Regione Veneto mette a disposizione all'interno del pacchetto di autosufficienza, sempre fondo sanitario che viene portato, però è la gestione sociale. Ecco, queste sono le battaglie, queste sono le sfide vere che diciamo. 1.800-1.900 euro di media per inserire una persona in casa di riposo non è più un diritto, è un privilegio, perché te metterei anche la pensione della persona che va dentro, però esettanti. Chi che ha la pensione? Ma bisogna che la famiglia intervenga. Quando la famiglia non può intervenire, interviene il sindaco, il comune, ma c'è una spesa che va in tutta la collettività. Quindi ecco, da questo punto di vista bisogna intervenire. È sociale, solo perché sennò passano informazioni sbagliate, no? Allora c'è una proposta
risposta, allora, intanto siamo d'accordo che bisogna fare la riforma delle IPA e quindi finito con il bilancio inizieremo la riforma delle IPA perché c'è una riforma che si aspetta da tanto tempo, c'è il problema, come è stato detto, delle quote. Non può fare solo De Poli a Carmignano. Delle quote, delle quote eccetera, delle impegnative, insomma bisogna quindi rivedere tutto il sistema. Abbiamo voluto anticipare alcune parti meramente tra virgolette strutturali, organizzative, quindi non le decisioni rispetto a trasformazioni, quote, IRAP eccetera, nel collegato, che quindi per accelerare un po', ed è quella di ridurre, portare i CDA delle case di riposo da un massimo di 3 fino a 5, come prevede la legge nazionale. Abbiamo pensato al discorso di mettere un tetto ai dirigenti, perché ci sono strutture che si sono alzate il tetto dei dirigenti, e c'è una struttura, se non faccio nomi e cognomi nel Padovano, il cui dirigente prende di più di un direttore generale di una USL, ed è una vergogna, che già sono tanti qui. Io capisco, può essere una struttura con tanti posti letto, ma che un direttore segretario di una casa di riposo prenda di più di un direttore generale di una USL, credo sia una vergogna, quindi abbiamo voluto mettere un tetto su questo, e abbiamo previsto anche un revisore unico, prima c'erano 3 revisori, e abbiamo previsto che il revisore sia di nomina da parte, ci saranno gli elenchi, i criteri eccetera della giunta. Ma questo perché? Perché siccome i soldi sono soldi regionali di tutti noi, cioè un controllo in qualche modo si potrà fare, quindi il revisore che c'è all'interno, visto che comunque noi diamo le quote sanitarie, quindi giornaliere eccetera, un controllo ci sembra, ma non è perché il revisore prenderà poco niente, non è che prendono chissà che cifre, i revisori delle strutture arriveranno a 6.000 euro per le piccoline, insomma non è che prende chissà che cifre, quindi non stiamo parlando all'anno, però è un modo anche da parte appunto dell'organo regionale di avere, diciamo così, una rappresentanza e un controllo. Tutto qua, poi ci sarà la discussione, ne parleremo, ma che non passano informazioni insomma diverse. Posso? Grazie. Posso? Posso dire qualcosa? Prima il signore in fondo, dopo lei. Sì, io ho da chiedere 2 richieste di chiarimento rispetto al testo della legge. Una riguarda un articolo che, se non ho letto male, potrebbe consentire alle conferenze dei sindaci a certe condizioni di chiedere l'aumento dell'autonomia dell'ULSS. 2/3 dei sindaci potrebbero chiedere, quindi potremmo trovarci nella condizione in prospettiva che da 9 potrebbe aumentare, punto di domanda, prima richiesta di chiarimento. Seconda, l'ospedale di comunità, la norma prevede un'indicazione di ambiti territoriali, o questo dipende esclusivamente, o sono collegati agli ospedali, per cui dove c'è l'ospedale, o è legato a una decisione che compete alla singola autonomia locale. L'altra cosa invece più relativa alla terza questione è al nostro territorio. Se non ho informazioni sbagliate, ma non credo, il nostro è un territorio che ha mantenuto l'assetto molto dei servizi sociali attraverso un forte trasferimento di risorse dal sanitario verso il sociale. La domanda è, e mi ricordo che il vecchio direttore sociale del nostro territorio diceva: dovesse succedere che questa disponibilità ci viene tolta, noi non saremo nelle condizioni di ridurre i servizi, ma di chiudere un bel po' di servizi del territorio. La domanda è, rispetto a una normativa nuova, l'accentramento, che fine potrebbe fare questa modalità che nel nostro territorio ha mantenuto, assieme ad altro ovviamente, molto alto il livello dei servizi sociali nel territorio? Grazie. Allora, io sono Silvio Zen, sono un cittadino di Cittadella, ho anche altri ruoli, ma sono qua come cittadino di Cittadella in questo momento. Volevo portare, siccome ho sentito Mantovan proprio 2 giorni fa, no? E l'ho sentito qualche tempo fa, quando è stata la riforma sociosanitaria, che finalmente è stata fatta, perché erano anni che allora stavo dicendo che avevo l'occasione di sentire Mantovan qualche giorno fa, e anche subito dopo è stata fatta la riforma sociosanitaria.
sanitaria che finalmente è stata fatta dopo tanti anni che veniva fatta in bene. E questo è positivo. Questo è positivo. La domanda non è tanto la domanda, il problema è che è relativo al fatto che sia sull'informazione sanitaria che sull'azienda zero pesa una cosa grandissima, che è quella che è il nucleo di tutto quello che non funziona dei medici di base. I medici di base non è persone che sono assunte dalla regione, liberi professionisti associati. Dunque non ti puoi imporre niente, questo farei capire chiaramente, ma spiegando sull'azienda zero per informazione sanitaria. E il vero problema, voi a piacere mano qualsiasi che è dentro qua a dire chi che non difende il suo proprio medico di base. Credo tutti. Perché il medico di base è così, perché il medico di base è qua, perché il medico... Il problema è proprio questo, nel senso che se non c'è la collaborazione non devono da nessuna parte. Infatti la provocazione che faremo andato avanti, cosa diceva? E diceva che bisogneria che i medici di base fossero tutti a lui. E allora in quella maniera te puoi imporre qualcosa, se no assolutamente fa quello che vuoi. Bravo. E dunque il problema sta qua, c'è come servite specialistiche, le liste d'attesa. Che è quel medico compiacente che te ve la vado a quel medico là, dal mio medico, perché mi fa tutto quello che vuoi. Ma a discapito di chi? Di chi che ha bisogno però. Questi sono i problemi di fondo, non c'è correttezza, coerenza su come che viene fatte le cose. E dunque il problema sta proprio là. E dunque credo che sarà molto difficile come la catena clinica. E sta dato, si sta pagando i medici di base, sono stati pagati i medici di base, per fare praticamente in via informatica la catena clinica e indirizzarle praticamente agli ospedali, perché quando cammino all'ospedale non ho portato il mio pacco di carte così e fare storia ogni volta che devo andare all'ospedale. E non è stato fatto, perché non può imporre niente. Il problema sta qua. La domanda qual è? La domanda era un'integrazione al fatto, credo che se mi permettessero mi messo anche il microfono, a me non è una domanda, vuoi alcune informazioni? Credo che non so dire fare niente del male a nessuno. Allora, dunque voglio dire altre due cose veloci. Sì, l'azienda Vittoria nostra, senz'altro chi è che non difende la nostra ULS? È la nostra regione, visto che funziona. Credo che siamo stupidi tutti quanti a non difenderla. Col bilancio impositivo, soprattutto difendere il nostro ospedale. Ma che dire, si è fatto l'azienda zero, che mi condivido pienamente la cosa, cioè proprio perché era necessario, non puoi pensare di avere su ogni ospedale la specializzazione perfetta, la migliore che sia possibile. Mica ho sperimentato 40 anni fa, insomma, è bella questa cosa, dovendo andare a 250 km qua per curarmi. E questo è l'indirizzo che dobbiamo arrivare. Non potevamo, senz'altro dobbiamo avere la necessità di avere le prime cure nel nostro ospedale o anche qualche specializzazione, però dobbiamo che ci dirigessimo a far sì che nel nostro territorio che sia una specializzazione specifica per fare l'anca e fare l'operazione al cuore, come diceva il sindaco prima o qualche altro. Ho proprio finito. È vero che mi difendo la nostra ragione, ci mancherebbe altro. Il sindaco ha fatto un passaggio, quindi faccio un altro. E il problema è che non è chiaro. Quando vedremo votare, neanche a me non vedo quello che voto, perché credo che è poco serio, a parte di tutti i miei qua a dire quello che si vota, perché non è questa la sede. Però dico che l'idea che ha rovescio della medaglia è quello che diceva il sindaco. E il sindaco diceva, state attenti perché alcune funzioni, soprattutto della sanità, vengono date allo Stato centrale. Questo cosa vuol dire? Che non bisogna fare determinate cose. Però fermo la rovescio della medaglia, delle aziende ULS nel nostro territorio nazionale che ha deficit del 3, 4, 5 miliardi, e ora il problema dove sta? Cosa me ne frega di tenermi a casa la mia ULS, perché addirittura che domani mattina diventerà sempre più povera dallo Stato e continua a tagliarne praticamente le risorse. Non ha senso. Questo per dire che cosa? Fermo altre discussioni, perché si continua a tagliare 500 milioni adesso, 1 milione dopo, 3 milioni dopo, diventeremo come a discapito del chiuccio che continua a mangiare. Certo. Allora, l'intento, perché oggi tra Stato e Regioni che c'è un po' di confusione su alcune competenze anche sulla sanità. Allora, il referendum del 4 praticamente dicembre dovrà chiarire questo, ma soprattutto cosa succederà? Succederà che il direttore generale della Regione Veneto
no, che garantisce la sanità in maniera così virtuosa, perché non possiamo mandarlo nella ULS, dove invece i GA praticamente come deturpare i scale, perché infine quando chi gli dà $1 miliardo, non so, all'ULS del Catania-Isetta, perché lì in deficit, come che gli autori c'erano altri, perché potete fare il simulatore. Dunque fate voi le vostre deduzioni su cosa che avvia a fare, però non dobbiamo continuare a difendere casa nostra. Scusate se ho fatto una lunga grazie. Però neanche difendere. Adesso sentiamo i nostri rappresentanti cosa ci dicono in merito a questo. Nella legge è rimasto, rispondo a Paolina, nella legge è rimasta un'indicazione che è frutto di una battaglia di emendamenti. Noi abbiamo presentato diversi emendamenti, non vi dico neanche che abbiamo presentato 2800 emendamenti, perché sennò neanche che credete, ma a un certo momento per far fuori gli emendamenti la Giunta ha attivato i cosiddetti emendamenti canguro, canguro per passare. Gli emendamenti canguro rimane però gli emendamenti specifici che vengono presentati, una traccia rimane in qualche modo. Quindi l'emendamento canguro assorbe un po' gli emendamenti specifici, perché altrimenti mi potrei eliminare tutti gli emendamenti specifici. Allora noi avevamo chiesto la possibilità da parte dei sindaci, se rappresentano i 2/3 dell'ULS, se l'ULS ha più di 250.000 abitanti, di poter attivare l'ULS se c'è l'accordo appunto dei sindaci che rappresentano i 2/3 della popolazione. La cosa è stata superata da un emendamento canguro che però dice attiva un osservatorio, l'osservatorio può ricevere l'istanza dei sindaci che rappresentano i 2/3 della popolazione per la gestione e per istanze eventuali. Alla fine, sempre di quell'articolo, adesso mi sembra sia l'articolo 16 o 14, non mi ricordo bene, non ho il testo di fronte, c'è l'altro comma che dice la Giunta riceve le richieste che vengono fatte all'osservatorio dai 2/3, dai sindaci che rappresentano i 2/3 e può disporre dei disegni di legge per eventualmente attivare le risposte. Non c'è scritto che te darà l'ULS, ma può tirare. Quindi è un pertugio, una specie di cruna del lago, però ecco, se metti che un ULS che si sente veramente isolata, l'unanimità dei sindaci pone una questione politica, se può dare la possibilità di, ma se può, ecco, in linea teorica non è eliminata la possibilità di fare la richiesta, ecco, questo perché è rimasta nell'emendamento canguro traccia di quello che è stato assorbito ai specifici. Altra cosa, l'ULS 15 appunto aveva fatto una scelta, l'ex direttore sociale, assieme al direttore generale, di stanziare 1 milione, 1,5 milioni, non so ricordo quanto, dal sanitario al sociale. Perché, diceva il direttore generale, se io non affronto i casi quando sono all'inizio della problematicità, per esempio minore esprime un disagio, se intervengo subito fermo un disagio e dà una risposta. Se non intervengo diventa una devianza e fra 2 anni mi tocca spendere 10 volte di più perché mi tocca essere in l'università, mi tocca dare tutta una serie di risposte tipo psichiatrico, mi tocca fare tutta una serie di percorsi per cui spendo 10 volte di più. Allora giustamente, anzi per dire i nomi e i cognomi, hanno fatto questa scelta, stanzio 1 milione per i sociali in modo tale che ci sia una presa in carico preventiva delle situazioni che sono in difficoltà prima che diventino devianza, prima che la fragilità si trasformi in una situazione sanitaria che dopo ne costa di più. Questa è una decisione che secondo me non è abrogata dalla riforma, non è abrogata da alcunché, quindi sta nel rapporto conferenza dei sindaci, direttore generale, direttore del sociale, far presente che questo è un modello, che questo è un tipo di metodologia che c'era, ma con questo i risultati erano positivi. Non a caso l'ULS 15 era l'ULS virtuosa, non era in deficit, che stava perché no? Perché si attivava un circuito virtuoso con il territorio. Allora, penso che adesso avete il direttore sociale che è stato nominato da poco, è la Carraro Daniela, perché in sostituzione di Guirato che è andato da un'altra parte, e quindi ecco questo è un percorso che secondo me si può riprendere.
Dopo concordo con alcune osservazioni di importanza del medico di base, dopo tenete presente che non è semplice far passare il medico convenzionato alle dipendenze dell'UNS, perché avere tutti gli ambulatori, cioè adesso che è un ambulatorio si paga il medico di base, cioè il segretario si paga il medico di base, quindi c'è una spesa non da poco. Adesso la spesa per i medici convenzionati è attorno al €500 milioni a livello regionale. Se dovessimo assumerli tutti e dopo pensare di collocare gli uffici dell'ULSS in ogni frazione per il medico, capisco che è investimento che bisogna fare, quindi il medico, questo è il sistema, bisogna che condividano gli obiettivi del piano sociosanitario, della riforma, e questo è il momento della trattativa e della condivisione. Poi per quello che riguarda la riforma, guardate, sostanzialmente non cambia nulla, perché la tutela della salute passa a livello esclusivo dello Stato e sono le disposizioni generali e comuni della tutela della salute e per il sociale, quindi ci sarà una serie di leggi che potranno finalmente anche essere finanziate nel sociale, che in questo momento non possono essere finanziate perché siccome la competenza era delle regioni, in quanto materia concorrente della legislazione della regione, metteremo qua perché è un casino giuridico, non potevano fare alcune leggi politiche, per esempio l'ex 225 che finanziava tutti gli interventi per l'infanzia e famiglia non c'è più da alcuni anni per questo motivo, perché ci sono stati convenzioni. Comunque degli aiuti governativi che mi dispiace, però adesso il governo sembra che stia aiutando il sociale, però non sta aiutando niente, è solo tanto fumo. In questo momento non può farlo perché per legge deve fare solo cose vincolate, sperimentali, se c'è l'accordo della conferenza Stato-Regione, quindi è un percorso molto difficile. In questo modo invece si sblocca la possibilità, se dovesse passare il referendum, all'obbligo, perché vengono riconosciute anche le politiche sociali a livello di dispositivi generali e comuni dello Stato. Ma nella regione cosa c'è scritto? Alla regione spettano le competenze in termini di programmazione e organizzazione del sistema sanitario e sociale, quindi di più rispetto di quello che c'è adesso come competenze. Quindi a questo punto dal punto di vista sanità secondo me c'è un equilibrio bello e buono che è stato trovato, e non a caso anche la riforma del 2005 costituzionale, che era stata bocciata perché prevedeva il premierato, nessuno è entrato nello specifico come stiamo facendo con questa riforma della Costituzione. Non so se neanche ve la ricordate che siamo andati a votare nel 2005. Abbiamo votato nel 2005 e anche lì la tutela della salute era stata portata come competenza esclusiva dello Stato da parte della Lega e di Forza Italia che l'avevano proposta. Perché? Perché le disposizioni generali devono essere a livello statale e poi la programmazione e l'organizzazione però rimane a livello regionale. Chiudo velocemente per quello che riguarda l'accanimento terapeutico. Adesso c'è questo combinato disposto di accordo tra medico e famiglia e soprattutto il dialogo medico-famiglia che decide da dove si ferma e da dove è utile continuare. E questo, parlando prima di medico di base, di medico ospedaliero, è fondamentale ci sia appunto questo dialogo che è rispettoso della sacralità della persona, sempre, anche nel momento terminale. Aggiungo solo due cose. Allora, d'accordo, cioè, la riforma non va a toccare gli equilibri che ci possono essere all'interno della singola ULSS, del singolo comitato della sanità e sociale, e comunque oggi molte partite del sociale vengono pagate dal fondo della sanità, sanitario, quindi se il fondo sanitario poi paga, cioè, quindi nulla toglie questo, insomma, se ci sono dei risultati positivi sulla continuazione di tutto il resto. È chiaro che oggi invece abbiamo un po' di ristrettezze, non solo legate alle grandi infrastrutture, quindi agli ospedali nuovi, ma anche ad altre questioni, quindi la coperta diventa sempre un po' più corta purtroppo. Gli ospedali di comunità erano quelli individuati, inseriti nel piano sociosanitario vigente, cioè quello 2012-2016. Quindi quelli erano già stati individuati
o nell'ex ospedale o nella casa di riposo, e c'era stata le conferenze dei sindaci che aveva fatto le proposte e poi erano stati inseriti. Non a caso c'è quello di Campo San Piero, quello di Cittadella, sono in generale, ecco. Nulla toglie che adesso nel nuovo piano socio-sanitario che andremo insomma a lavorare possono anche essere rivisti se erano pensati in strutture che non sono comode oppure c'è una struttura più vicina, quindi possono anche subire delle modifiche, però non quelli individuati in quello strumento. Io non ho, voi avete capito, insomma siamo due schieramenti opposti e con due dichiarazioni di voto diverse per il referendum del 4 di dicembre, no? E quindi io non ho la convinzione e la certezza invece che ha Claudio Sinigaglia che non cambierà per noi. Parlo della sanità e del sociale, non parlo delle altre materie, perché insomma la sensazione invece è diversa, quindi non credo che tutela della salute, politiche sociali, come è scritto nella riforma e quindi a regia nazionale, porterà. No, a me rimane solo un ringraziamento al Italia, all'assessore al sociale, Manuela, che l'ho sentita molte volte ed è sempre almeno sento che lei è coerente con lei. Allora, un ringraziamento però particolare a voi tutti, ma anche a Maria. Guardate che Maria è un braccio destro dell'associazione pensionati. Se noi siamo riusciti a essere dignitosi, ad essere anche delle volte ascoltati, è perché Maria, assieme anche a noi, è riuscita a non mollare, non ha mai mollato, non abbiamo mai mollato. Mi fa molto piacere che lui, l'intervento che lei ha sempre fatto, cioè ha sempre fatto un grande percorso. Per esempio anche quando era scritto la legge regionale 23 che adesso è diventata 19, le cose che sono state cambiate le abbiamo anche scritte in una lettera al Presidente della quinta commissione Boron, ancora nel 2015, dicendo che non condividiamo che l'azienda zero facesse programmazione, ma invece quello che hanno spiegato i relatori, che poi sul merito anche delle ASL che sono state ridotte, un po' di preoccupazione le abbiamo avute, tant'è che noi dicevamo se proprio si vuole, noi non siamo per non ridurre le ASL, ma almeno 12, non 9, perché ritenevamo anche importante che Padova, essendo così grossa, di 900.000 abitanti, possa qualche preoccupazione avere sia noi che tutti i cittadini. Questo non è avvenuto, ma comunque ecco. Poi la questione anche del direttore sanitario, del sociale, le conferenze dei sindaci, noi in questa lettera abbiamo detto che non condividiamo, quindi non abbiamo mai mollato. Ma quello che diceva Maria prima, ecco, il piano socio-sanitario 2012-2016 che sta scadendo, noi quando l'abbiamo letto, abbiamo anche partecipato a delle riunioni, quando lo abbiamo letto l'abbiamo accolto molto favorevolmente, però io non so se Maria si ricorda, dico è un po' il libro dei sogni. Perché? Perché avevamo un po' di preoccupazioni. Maria dice, io non voglio dire che gli ospedali non funzionano, ma noi, quello che era scritto sul piano di queste medicine di gruppo integrato, qui le abbiamo viste relativamente. Dove sono nate, invece, abbiamo capito che funziona e su questa cosa non abbiamo mai mollato. Come l'ospedale di comunità, lo ritenevamo un luogo importantissimo, perché non è giusto che una persona anziana che non ha nessuno a casa, appena operata, la mandano a casa. Chi è che la segue? Allora bisogna prendersi le badanti e quant'altro, costano. Noi abbiamo iscritti pari al 60% che hanno pensioni basse, e per questo anche la nostra campagna che abbiamo fatto, la raccolta firme, 100.000 firme a livello nazionale, era anche questo frutto dei nostri, perché ognuno porta anche avanti la battaglia anche per chi rappresenta, era quello di chiedere che aumentassero le pensioni anche per affrontare queste spese.
Ecco una cosa, speriamo, ecco, ma sembra che il governo abbia anche, come avete visto nella legge di stabilità, che abbia introdotto la 14ª sulle pensioni, come non si sa, ma comunque questa è solo, speriamo che non cambi qualcosa, però gli annunci ci sono, cosa che non è mai capitato negli altri finanziari, e noi siamo molto felici. Quindi noi abbiamo detto che non molleremo. Mi piace cosa ha detto l'assessore, ha detto che i piani devono essere realistici, è una speranza che abbiamo, perché anche quel piano vecchio noi avevamo molta fiducia. Quindi noi non è l'ultima questa, ma riprenderemo, perché vogliamo tenervi informati. Una cosa che dico all'assessore, ma anche al consigliere Sinigaglia: noi abbiamo bisogno di fare qualche incontro in più con la Regione, non in più, qualche incontro con la Regione, che purtroppo adesso vi diceva prima ci sono stati dei tavoli di concertazione. Noi rappresentiamo il mondo, diciamo l'organizzazione agricola del mondo degli autonomi, però ecco, anche su questo io chiedo all'assessore che determinate cose non possiamo prendere dai giornali oppure da informazioni grazie a qualcuno che le dà, ma vogliamo sentirle, quantomeno proporle. Poi riusciamo anche a essere, cercare ecco, di poter fare in modo che quello che portiamo lì, perché sono cose che le sentiamo, perché noi veniamo, ascoltiamo, quindi quello che sentiamo lo portiamo in questi tavoli. Ecco, quindi è una cosa che chiedo veramente all'assessore che si faccia portavoce di quanto ecco. Quindi vi ringrazio tutti, ma ringrazio in particolare i relatori che le informazioni sono state molto preziose. Se vuoi mandare a chiamare,